Buongiorno, buona domenica a tutti, 11 agosto, ben ritrovati, eccoci in diretta con la nostra prima edizione, l'informazione di Antenna 3 naturalmente che prosegue in diretta anche in queste domeniche di agosto con diversa cronaca anche oggi, ma poi parleremo di politica, parleremo anche di donazione del sangue perché c'è stato l'appello dell'Avis nei giorni scorsi a non partire per le vacanze, appello per i donatori naturalmente prima di aver donato il sangue perché purtroppo lo sappiamo c'è sempre stretta necessità e il bisogno di non far mancare l'approvvigionamento. Parleremo anche di incendi, di episodi purtroppo dolosi che si susseguono, più tardi ci collegheremo via telefono con il nostro Lorenzo Maier a Venezia perché c'è stato un incendio doloso a Malamocco e poi ci sono naturalmente tutte le persone che sono in movimento anche oggi perché anche oggi è una giornata di traffico intenso sia per le spiagge che per la montagna e infatti nel Vicentino è fuga verso i monti. L'ANSA riporta proprio in questi minuti che c'è un traffico fortemente rallentato verso le località di montagna del Vicentino. Nella giornata di oggi per buona parte della mattinata code sono state segnalate all'uscita del casello di Piovene Rocchette dove termina a nord l'autostrada A31 Valdastica in direzione dell'altopiano dei 7 comuni e quindi rallentamenti e massima attenzione sulle strade. Ne parleremo tra pochissimo, ma andiamo proprio alla cronaca di questi minuti. Allora, intanto un intervento che si è concluso alle 3 del mattino per il recupero di un escursionista a Cencenighe. Siamo nel Bellunese, uscito dalla traccia del sentiero, rimasto bloccato tra salti di roccia in mezzo a un ripido canale boscato. Ieri sera verso le 23 il soccorso alpino di Agordo è stato attivato per la chiamata della mamma di un 32enne di Padova partito per un lungo giro e non rientrato. La camminata doveva terminare nel tardo pomeriggio, ma alle 20 il ragazzo ancora non si era presentato. Poco prima dell'allerta c'era stata anche la chiamata di un residente che vedeva da località Martin delle luci sul versante opposto. Il ragazzo è stato dunque raggiunto da una squadra e ha risalito il sentiero per poi essere portato naturalmente in sicurezza, con un grande ringraziamento che arriva anche per le segnalazioni molto precise della gente del posto che hanno permesso il recupero di questo giovane. Ne parleremo dopo anche di quelle che sono le raccomandazioni per la montagna date dal soccorso alpino. E invece andiamo a Carità di Villorba con le immagini di un incidente che si è verificato poco dopo la mezzanotte. Siamo in via Roma a Carità, quindi lungo la Pontebana, con un 39enne che alla guida di una Dacia era a bordo anche il figlio, mentre percorreva quel tratto di strada in direzione di Treviso per cause in corso di accertamento. È uscito dalla sede stradale autonomamente andando a schiantarsi contro un muretto con recinzione metallica di un'abitazione e terminando la corsa all'interno di un fossato, lo vedete con il veicolo ribaltato. Sul posto i carabinieri di Treviso, i vigili del fuoco, il 118 che ha trasportato entrambi i feriti al pronto soccorso del Cafoncello con lesioni di media gravità, quindi non teoricamente preoccupanti. E invece da Padova arriva la notizia di un insolito furto, finito anche con le minacce ai carabinieri, è accaduto ieri pomeriggio. È stato arrestato in flagranza un cittadino senza fissa dimora di 35 anni che è già noto alle forze dell'ordine che in un supermercato di Padova aveva rubato della frutta, ecco, dagli scaffali e al momento di arrivare alle casse ha iniziato a minacciare i dipendenti del punto vendita ed è stato fermato. Ha minacciato anche i carabinieri, come vi ho detto, al loro arrivo. Sono riusciti comunque a bloccarlo e a riportarlo alla calma e ora dovrà rispondere naturalmente di tutti questi fatti contestati. Allora, partiamo proprio dai reati predatori, ma anche dal disagio giovanile che si vive purtroppo anche nelle nostre località da molti mesi ormai. A Jesolo, dove si spostano tanti giovani per queste giornate
di vacanza. C'è stata una rapina sul lungomare ai danni di un altro ragazzo minorenne. Ecco, questi baby rapinatori, 3, sono stati individuati e denunciati. Resta da capire se siano gli stessi che hanno colpito, diciamo così, anche a Zenson di Piave poche sere fa. Dacci tutto quello che hai, la frase che un minorenne si è sentito dire da 3 coetanei che lo hanno prima cerchiato e poi minacciato con un coltello. I fatti nella notte tra il 5 e il 6 agosto sul lungomare Sofia Loren a Jesolo, con i baby rapinatori che dopo essersi fatti consegnare una cintura griffata e pochi spiccioli sono scappati. Una fuga la loro che è durata ben poco. Gli agenti del commissariato di polizia sono riusciti infatti a rintracciarli e identificarli sempre nella città balneare. Si tratta di 3 soggetti giovanissimi, uno poco più che maggiorenne, nato a Treviso ma residente a Spilimbergo, gli altri 2 minorenni, uno di Treviso città, il terzo una ragazza dello Pitergino. L'accusa è quella di rapina e di loro si sta occupando anche la Procura dei minori di Venezia. Nei confronti dei 3 intanto sono stati emessi alcuni provvedimenti, un foglio di via da Jesolo per 3 anni per il maggiorenne e 2 DASPO urbani per i minori di 2 e 1 anno, misure che per il primo cittadino fanno la differenza. La cosa importante, e questo è quello che un po' diciamo, è che quando succede qualcosa, che c'è la prontezza da parte delle forze dell'ordine di intervenire, questa c'è, ma soprattutto ci sia una politica di allontanamento dal territorio, in maniera tale che passi il messaggio chiaro che se uno vuole venire a Jesolo per fare casino, per commettere anche dei reati, non è benvenuto e in qualche maniera la paga. Resta da capire se i ragazzi in questione siano gli stessi che hanno colpito nelle sere scorse anche a Zenson di Piave, sempre armati di un coltello, alla ricerca di spiccioli facili da usare alle giostre. Vittima in quel caso era stato un 60enne, papà di una ragazzina intimidita poco prima. Segnalazioni sono arrivate anche da Fossalta. In attesa di chiarire eventuali relazioni e incrociare le informazioni, da Jesolo si sottolinea come la maggior parte di reati commessi da minori, tra l'80 e il 90%, sia perseguito. Dal sindaco in vista del Ferragosto parte un messaggio chiaro. Questo è un messaggio che diciamo chiaramente: a Jesolo chi vuole venire a far casino o a non rispettare le regole non è benvenuto. Così dunque il sindaco di Jesolo, lo avete sentito, ma ci sono tanti sindaci che stanno cercando di prendere provvedimenti rispetto a questo genere di episodi, soprattutto in queste settimane in cui ci sono anche tanti eventi all'aperto magari nei territori, dai più piccoli ai più grandi. E poi abbiamo citato poco fa un furto di frutta al supermercato a Padova. Ci sono i reati, ai noi chiamiamoli quelli classici purtroppo, con una rapina in supermercato a Busa di Vigonza. Tutto è durato pochi istanti, ma i banditi in questione sono entrati nel punto vendita con pistola alla mano e volto travisato e ora sul caso stanno indagando i carabinieri. Tanta paura, non si è più neanche sicuri neanche andare a fare la spesa. C'è inquietudine tra i clienti del supermercato Ali di Via Aldomoro a Busa di Vigonza, nella prima cintura padovana, dopo la rapina a mano armata di ieri. 2 individui sono entrati nel supermercato verso le 6:30 di sera, cappellino da baseball in testa e mascherina chirurgica sul volto. Sono entrati, avevano in pugno un'arma, non si sa ancora se fosse un'arma giocattolo o un'arma vera. Questo non lo potevano sapere neanche i dipendenti del supermercato e i clienti che a quell'ora erano dentro. Un'esperienza traumatica, ci hanno detto, non c'è molta voglia di parlare da parte sia dei dipendenti che erano presenti ieri durante quei feroci attimi. Si sono diretti verso la cassa dove alcuni dipendenti stavano contando il fondo cassa, poche centinaia di euro, non un ricco bottino. Arraffato il contante, hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo a bordo di uno scooter. I carabinieri giunti sul posto stanno analizzando tutte le telecamere per ricostruire l'identità dei 2. Un'azione fulminea, qualche minuto al massimo, in una zona tranquilla all'apparenza. Certo che fa paura. C'è questo senso di insicurezza? Ah, tanta, veramente tanta. Questo senso di insicurezza c'è. Una cosa simile che accada non è mai una cosa che ti lascia tranquillo. Speriamo non succeda mai più, sia stato un caso isolato, questa è l'unica cosa. È una zona tranquilla. Mica massimo. Non stiamo parlando di che roba là. Noi altri 2 o 3 mica passa tutti.
non molto tempo fa c'è stato anche un omicidio qui davanti, quindi insomma... Sì che sembra una zona tranquilla. Lo è di fatto, però questi 2 ultimi episodi non lo confermano, insomma, ecco. Purtroppo è la triste realtà di una situazione che in questo momento si sta acuendo, insomma. E allora c'è un lavoro da fare, lo abbiamo sentito, di controlli ma anche di prevenzione e rispetto a questo la Questura di Vicenza ha approntato uno speciale servizio di vigilanza concordato con la Prefettura. In questo periodo sono soprattutto i furti in casa e le truffe i reati più frequenti e anche più odiosi per i cittadini. A ridosso della settimana di Ferragosto, a non andare in vacanza sono sicuramente ladri e truffatori che approfittano di questo momento per visitare le case lasciate incustodite e soprattutto gli anziani rimasti soli. Per questo l'apparato di sicurezza approntato dalle forze dell'ordine non abbassa la guardia, anzi, e i risultati si vedono soprattutto per quanto riguarda i furti. Noi abbiamo registrato rispetto al 2023 una riduzione da 125 a 100 furti in abitazione nella città di Vicenza dal periodo che va da aprile ai primi giorni di agosto di quest'anno. Buon segnale. Un buon segnale, abbiamo intensificato i controlli, probabilmente le vittime o diciamo le prede, le potenziali stanno cominciando a porre in essere tutti quegli accorgimenti che innalzano l'attenzione e quindi le difese delle loro abitazioni. Se i furti nell'ultimo anno calano quasi del 20%, sono le truffe a non subire flessioni, una sessantina i casi denunciati. Su questo aspetto i dati sono stazionari, ma non per questo sono meno allarmanti per noi. Le tecniche e le procedure per approcciare le vittime, ahimè, sono sempre le stesse. Quello che noi diciamo soprattutto alle persone anziane è di diffidare da approcci improvvisi che arrivano da persone sconosciute. L'età media è all'incirca di 60-65 anni, ma abbiamo registrato anche truffe, soprattutto sul mercato degli acquisti online, di giovani trentenni vicentini che evidentemente cadono nelle rete di questi truffatori. I truffatori, oltre all'uso di tecniche tradizionali consolidate, si distinguono per il costante aggiornamento tecnologico affidandosi ai social e all'intelligenza artificiale. Utilizzano anche delle app con sistemi di intelligenza artificiale grazie alle quali simulano per esempio la presenza all'altro capo del telefono di interlocutori che a volte si fingono per avvocati o notai e promettono loro o guadagni facili o pericoli contro i quali ovviamente loro agiscono. Importare e segnalare l'accaduto velocemente chiamando il 113 anche per una semplice verifica. Essendoci meno persone in giro, l'allarme che può essere lanciato da una vittima può essere raccolto con maggiore ritardo, quindi proprio per questo noi intensifichiamo sia i servizi con le nostre pattuglie, con i colori della Polizia di Stato, ma anche con servizi in borghese che vanno ad intensificare il pattugliamento del centro e della periferia. E allora sul tema della sicurezza, in particolare in queste settimane estive in cui le città e i centri abitati naturalmente si svuotano, abbiamo chiesto proprio ai vicentini quale sia la loro percezione in questo periodo. Preoccupa soprattutto la sera, naturalmente. La richiesta continua è quella della presenza di più pattuglie nel territorio. Sicurezza qui in città alla sera non ce n'è più. Senz'altro alla sera, specialmente alla sera, c'è troppa delinquenza un po' dappertutto, non soltanto in centro, e ci vorrebbe sì un po' di... Però quando che li prendono non le fanno neanche niente. È normale che la preoccupazione ci sia perché soprattutto con i movimenti, gli spostamenti per le vacanze, le persone sono più preoccupate, le abitazioni lasciate aperte magari per il caldo estivo non mette serenità, insomma. Io non vado in vacanza e quindi la preoccupazione non esiste, però presumo di sì, insomma, se ne sentono tutti i giorni e quindi da quello che si sente in giro c'è molta criminalità. Questo non so da cosa possa dipendere, sicuramente forze dell'ordine se ne vedono poche. Penso che sia questo uno dei problemi principali. Secondo me non c'è percezione di nessun allarmismo, di niente. Forse magari potrebbe interessare problematica, diciamo, della sicurezza e le persone anziane che magari sono isolate con questo caldo ovviamente potrebbe essere un problema, diciamo, per la loro vita quotidiana.
Il problema è anche che non c'è vita ovviamente nella città ed è priva di qualsiasi attività, diciamo, turistica o ricreativa. Purtroppo è la percezione che il centro sta morendo. Io la vedo molto animata, molto viva, e quello che è interessante è viva da tutte le fasce d'età, perché diciamo, spesso in altri posti dove sono stato a vivere si vede una vita più di terza età, perché i pensionati hanno un po' di soldi da spendere, quindi... I controlli devono esserci comunque sempre. Più sicurezza direi di sì, anche perché adesso abbondano le persone che cercano un po' di tutto in giro per le strade, ma in ogni modo sono cose che purtroppo vedo che accadono in tutte le altre città anche. Ci vorrebbe di più vigilanza, che avanti e indietro per il centro e anche un po' in periferia, anche non soltanto in centro. Questa allora la percezione dei vicentini, lo avete sentito, percezione naturalmente acuita dal fatto che, come detto, le città tendono a svuotarsi in questo periodo. Poi c'è anche chi passa il tempo purtroppo facendo scherzi davvero di cattivo gusto e con conseguenze spesso e volentieri molto gravi. Allora dovremmo avere al telefono collegato il nostro Lorenzo Maier, perché c'è stato un incendio presumibilmente doloso a Malamocco, una capanna artigianale sulla spiaggia che è stata data alle fiamme. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Lina, a te e ai nostri telespettatori, buona domenica. Sì, purtroppo c'è stato un episodio, un atto vandalico di cui purtroppo ogni estate ci troviamo a rendere conto. Non è la prima volta appunto che capita sui litorali, ci troviamo, come dicevi giustamente tu, a Malamocco, precisamente ai Murazzi. Ignoti hanno pensato di appiccare un incendio anche vicino ad alcuni alberi e piante che infatti hanno bruciato anche loro, sono bruciate anche loro nel loro un campanello d'allarme, possiamo definirlo così, e soprattutto un intervento che ha dovuto impegnare le forze dell'ordine, in primis i vigili del fuoco, e distoglierlo magari anche da sottrarre forze a altre emergenze. Per fortuna l'incendio è divampato in una zona dove non ci sono abitazioni, non ci sono case, almeno nelle vicinanze, è stato domato abbastanza facilmente, in un luogo peraltro difficile da raggiungere anche con i mezzi di soccorso, perché ci troviamo ai Murazzi. Comunque tutto si è risolto senza altre conseguenze, lontano anche dalla zona, da una macchia boschiva, altrimenti le fiamme avrebbero potuto propagarsi anche con proporzioni molto molto più vaste, quindi la zona è stata circoscritta, l'incendio è stato spento. Ovviamente tutta la struttura che era fruita da tantissimi cittadini che lì gratuitamente andavano e trovavano riparo, trovavano un luogo di aggregazione, la struttura è andata completamente distrutta e molto probabilmente non verrà ricostruita prima della prossima estate. Esatto Lorenzo, perché noi stiamo proponendo proprio il video che ci hai fornito e che dimostra anche probabilmente anche un paio di punti, no? In cui si è dato fuoco, è stato un atto deliberato senza dubbio, e poi come ricordavi tu il rischio, no? Di propagazione poi di incendi che possano devastare anche la natura circostante oltre che le opere umane in questo caso. C'è una leggerezza evidentemente nel compiere questo genere di atti che inquieta. Oltretutto poi ricordiamolo Lina, ricordiamolo a tutti, anche se la cosa è nota, con queste temperature e in una zona come il Lido di Venezia dove c'è molto verde, dove ci sono due pinete come quella di San Nicola degli Alberoni, compiere un atto così gratuito è fatto solo per il gusto, diciamo, di rovinare, di creare un danno poi alla collettività. Oltre a tutto questo che già andrebbe, diciamo, segnalato, c'è anche il rischio che poi
un episodio del genere possa portare conseguenze molto molto più gravi, per cui lo ricordiamo a tutti, anche magari a coloro che di passaggio si trovassero a vedere un incendio, di dare immediatamente allarme alle forze dell'ordine, perché in questi casi, come ben sappiamo, il tempo è importante. Ecco, un'ultima domanda Lorenzo, ma sull'obiettivo, ecco, un dispetto oppure qualcosa di mirato proprio a chi aveva realizzato questa capanna? Ma un atto sicuramente fatto con il gusto di rovinare. Poi bisogna anche sottolineare questo, cioè per realizzare strutture di questo genere molto spesso vengono realizzate anche da più persone che trovano il modo di passare il tempo collaborando insieme, lavorando insieme, anche di facendo qualcosa che possa essere utile per chi passa, per chi magari anche con gli animali voglia trovare semplicemente un po' d'ombra e fare una sosta così per rintemprarsi. Sono strutture che spesso anche negli anni scorsi avevamo anche raccontato, c'era stato un caso abbastanza emblematico che addirittura era stata considerata una struttura abusiva, quindi che il titolare aveva dovuto provvedere a smantellarla perché altrimenti avrebbe potuto incorrere nel rischio di una multa. Però sono comunque strutture che sono abbastanza caratteristiche nelle zone balneari, che sono appunto rudimentali e artigiane, per cui il danno è sicuramente dal punto di vista economico un danno di poco conto. Molto di più invece è il valore simbolico, e soprattutto di coloro che magari per settimane si sono impegnati per costruire questa struttura, adesso la vedono rovinata. Ma davvero c'è anche da tirare un sospiro di sollievo, perché l'incendio è stato circoscritto delle forze dell'ordine, altrimenti probabilmente qui oggi commenteremo un qualcosa di proporzioni molto più ampie, e quindi in un certo senso si può tirare un sospiro di sollievo, anche se queste cose non andrebbero mai ovviamente fatte, ecco. Grazie Lorenzo, sempre pronto a raccontarci la cronaca di quel che succede da Venezia, dalla laguna. Grazie a Lorenzo Maier, buona domenica Lorenzo. A te. Allora noi andiamo avanti, perché poi in queste ore, in queste settimane ci sono anche ripetuti tentativi di occupazione abusiva di alloggi, anche magari lasciati temporaneamente chiusi, sfitti eccetera. Allora andiamo a Mogliano, ma prima c'è da dar conto anche del fatto che un episodio analogo è accaduto a Motta di Livenza, con un soggetto che ha cercato di occupare abusivamente un alloggio sfitto di proprietà di un 70enne. Questo 26enne marocchino senza fissa dimora ha scardinato il pannello in legno che chiudeva l'ingresso della casa, ma i carabinieri sono riusciti su segnalazione a intervenire, intercettando questo soggetto e arrestandolo. E invece sono tornati a occupare un immobile a Mogliano due giovani tunisini che già a fine giugno avevano erano stati destinatari di una denuncia per un medesimo reato in via dei Mille, proprio a Mogliano. Sentiamo. Un 18enne e un 24enne di origini tunisine, gli stessi che a fine giugno erano stati denunciati per aver occupato abusivamente insieme ad altri connazionali un immobile dismesso in via dei Mille a Mogliano Veneto, sono stati arrestati dai carabinieri per violazione di domicilio aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in concorso. I due in via Casoni, sempre a Mogliano, hanno forzato gli infissi di un'abitazione temporaneamente non occupata per bivaccarvi. Allertati da alcuni cittadini, i militari dell'Arma sono giunti sul posto trovando i due in evidente stato di alterazione psicofisica. Prima hanno opposto resistenza, poi hanno tentato di scappare, infine sono stati immobilizzati con la forza. Il giudice ha disposto per entrambi il divieto di dimora in provincia di Treviso e l'obbligo di presentazione 3 volte a settimana negli uffici di polizia a Mestre, località dove i due hanno dichiarato di dimorare. Già all'epoca dell'occupazione di via dei Mille per loro era stata avviata la procedura di espulsione. Trattenuti nel centro di permanenza per i rimpatri
teatri di Bari erano stati rilasciati perché il giudice di pace del capoluogo pugliese non aveva convalidato il provvedimento. Questa è la vicenda, dunque andiamo sull'home page del Gazzettino che torna sui gialli dell'estate, potremmo chiamarli così, in particolare della provincia di Treviso. Il femminicidio di Vincenza Saracino a Canizzano, uno dei quartieri di Treviso, è ancora a caccia al killer, dice poche parole il marito di Vincenza: prendete chi l'ha uccisa, senza di lei è difficile dare un senso alle giornate. E poi il caso di Alex Marangon, morto a Vidor, ritrovo musicale a Marcon, città, paese d'origine di Alex, per chiedere basta omertà. Ancora nulla dall'autore della lettera anonima inviata alla famiglia di Alex. E poi il caso di cui vi abbiamo dato conto anche con l'intervista al papà picchiato dalla baby gang mentre difendeva la figlia, quelle bulle vanno fermate, abbiamo sentito l'ennesimo episodio a Jesolo, e poi tutto quello che è il mondo del lavoro, con questo caso in particolare di ricerca di un pasticcere, tante offerte di lavoro ma pochi candidati, 2000 posti liberi. Questo sta accadendo un po' in tutti i settori, ne parleremo tra poco con quelli che sono i dati della CGA e anche il grido d'allarme degli artigiani. Andiamo a sentire le ultime sulla scomparsa di James David Lowry, il 46enne di San Quirino, di cui non si hanno più notizie da lunedì. Il giallo nel giallo sul caso della misteriosa scomparsa di James David Lowry, il 46enne statunitense residente a Sedrano, frazione di San Quirino, di cui non si hanno più notizie da lunedì 5 agosto, il cui furgone era stato ritrovato a Cordenons il giorno seguente, parcheggiato davanti alla piscina comunale. La cella del cellulare è stata rintracciata in Austria. Questa, al momento, l'unica novità emersa nelle ultime ore. C'è da capire se l'uomo si sia allontanato volontariamente in compagnia di un altro o più persone, e solo il suo rintraccio da parte delle autorità d'oltreconfine potranno chiarire i misteri di questa vicenda. Intanto sono state interrotte le ricerche nell'Interland pordenonese e il campo base dell'unità di crisi allestito presso la sede della Protezione Civile di Cordenons smantellato, mentre il sequestro della villetta disposto dalla Procura della Repubblica di Pordenone rimane ancora attivo. Ed è morto improvvisamente all'età di 82 anni il sindaco di San Nicolò di Comelico, Giancarlo Ianese. Era stato rieletto lo scorso 10 giugno per l'8ª volta, cordoglio diffuso in tutta la provincia bellunese. È morto il sindaco di San Nicolò di Comelico, Giancarlo Ianese, aveva 82 anni. La notizia si è diffusa rapidamente questa mattina in Comelico e ha fatto il giro della provincia. Ianese sarebbe stato colto da malore mentre si trovava seduto sul divano di casa. Era l'amministratore pubblico dei record, Giancarlo Ianese, 8 volte sindaco di San Nicolò sin dalla metà degli anni 70, l'ultima rielezione lo scorso 10 giugno, ma anche vice sindaco e consigliere comunale, oltre ad essere stato presidente dell'Unione Montana Comeliana per ben 7 mandati. Se c'è una figura che ha incarnato il senso delle istituzioni e al contempo anche uno sconfinato amore per il territorio, è lui, Giancarlo Ianese, scrive nel suo messaggio di cordoglio il presidente della provincia Roberto Padrin. Di lui colpiva il profondo senso del dovere e la passione infaticabile con cui ricopriva l'incarico da sindaco di San Nicolò e da presidente dell'Unione Montana Comelico. In una recente intervista aveva espresso un concetto tanto schietto e ruvido quanto reale, che se non si trovano più persone disposte a fare gli amministratori nei piccoli comuni è perché un sindaco deve risolvere i problemi, ascoltare la gente, avere a cuore il bene pubblico ed essere sempre presente. Ecco, Ianese era sempre presente, ricorda Padrin, e a lui si uniscono tutti i rappresentanti delle istituzioni locali. Una delle ultime battaglie per la sua gente e la sua terra, quella per evitare la chiusura della Galleria Comelico, i cui lavori inizieranno ai primi di settembre. Parlano ai nostri microfoni 2 giovanissimi ragazzi che hanno salvato dalle fiamme del suo appartamento un anziano a Cannareggio. Si sono vissuti momenti di grande paura, anche perché le immagini davvero sono impressionanti.
tirare fuori una persona da un appartamento in fiamme, insomma, non è una cosa da tutti, però se succede non puoi tirarti indietro, è comunque una persona. Ho detto devo tirarlo fuori in qualche modo, sono entrato dentro spaccando la porta e ho tirato lui fuori. Hanno 17 e 18 anni, si chiamano Diego Di Cataldo e Francesco Cagliazza e hanno compiuto un atto di straordinario coraggio. Senza esitazione hanno salvato la vita ad un 85enne portandolo fuori dal suo appartamento avvolto dalle fiamme. È stata una cosa improvvisa, cioè nel giro di pochissimi minuti siamo trovati da stare tutti in casa mia in salotto, tranquillissimi, a chiacchierare con mamma e il fratello mio, a essere sul ponte ad aspettare i vigili. Francesco, ospite a casa del suo amico Diego, ha reagito prontamente insieme a lui. Tutto è accaduto in pochi istanti, proprio all'ora di cena in Calle Racchetta. È stata Giovanna, la mamma di Diego, a percepire per prima che qualcosa non andava, sentendo l'odore acre di fumo provenire dal piano di sopra. Ho notato che il catenaccio era ancora attaccato e ho dovuto spaccarlo tirando una spallata alla porta. E appena entrato è arrivata una rifolata di fumo che non mi ha fatto più vedere niente. Ho visto solo la luce delle fiamme provenire dalla cucina. Le fiamme sono divampate dalla cucina dove l'anziano stava preparando una frittura quando l'olio ha preso fuoco. Nel panico ha tentato di spegnere le fiamme con l'acqua. Questa reazione istintiva ma purtroppo errata ha provocato una fiammata che ha innescato l'incendio. Tra l'acqua e l'olio si era allargato tutto. E ho provato a dirgli di uscire, però non mi voleva ascoltare, continuava a ripetere che doveva spegnere l'incendio, allora me lo sono caricato di peso e l'ho dovuto portare giù dalle scale. L'85enne, portato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso dopo poche ore con una leggera intossicazione da fumo. Senza il pronto intervento dei due ragazzi, l'anziano poteva riportare conseguenze gravi. Quando è stato portato via dall'ambulanza hanno detto che c'è stata una lieve intossicazione e quindi se non fossimo entrati si pensa che ormai poteva avere una cosa un po' più seria. Grazie alla loro prontezza e al loro coraggio, Diego e Francesco sono riusciti a salvare una vita, dimostrando che l'eroismo non ha età. Penso di aver fatto quello che devo fare, cioè il mio dovere. Sì, esatto, anch'io non mi direi sono un eroe, cioè io ho fatto quello che mi sembrava giusto fare in quel momento, perché comunque non parliamo di solo la casa, parliamo proprio di una vita umana. E la famiglia di Cataldo ora chiede aiuto, hanno bisogno di un elettricista e di una ditta che si occupi della copertura del tetto per riuscire a tornare nella loro casa resa inagibile dall'incendio. Allora, never again che te ne vai a spasso, adesso tra 2 giorni, incrociando anche le dita dei piedi, ci danno un alloggio per tutti. Passata la paura e il gesto eroico dei due giovanissimi che hanno salvato dall'incendio l'inquilino del piano di sopra, la famiglia di Cataldo ha trovato una sistemazione temporanea fintanto che il loro appartamento tornerà agibile. Incrociando anche le dita dei piedi dovremo avere un alloggio diciamo temporaneo per 5 giorni dove finalmente potremo stare tutti insieme. Dove? E non lo so ancora, ce lo devono ancora dire, però si sono attivati e quindi insomma ci arrangiamo per il weekend e adesso... Questa è una notizia appena arrivata ad Aviela. Questa è una notizia ufficiosa, non è una notizia ufficiale, però noi contiamo su queste forze dell'ordine, i vigili e quant'altro e quindi siamo ottimisti. Giovanna Di Cataldo lancia un appello. Abbiamo bisogno urgente di un tecnico elettricista che controlli l'impianto. Il palazzo in alcuni punti è senza tetto e necessita di una copertura temporanea. Non riusciamo a trovare nessuna ditta disponibile. Se nessuno si fa avanti, la nostra casa non potrà essere messa in sicurezza e non potremo rientrare. La casa è inagibile soprattutto per i fumi, per quest'acqua, però da quello che ho capito è possibile accelerare le tempistiche creando dei buchi che sfiatino via l'acqua, poi facendo le necessarie verifiche sugli impianti e ovviamente elettrici in particolar modo, e quindi ecco, chiediamo che la cosa venga fatta subito. Giovanna, con i suoi figli di 17, 14 e 3 anni, chiede un aiuto anche al comune. Se cominciasse a essere una cosa più lunga, insomma, speriamo che appunto chiediamo che il comune, è di competenza del comune, io immagino, no, questa cosa qua, ecco, ci procuri un posto in cui dormire tranquillamente. Questa dunque la testimonianza, l'avete sentita. Allora tra poco ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Prima vi mostro sul sito della Nuova di Venezia la notizia
della scomparsa prematura di Claudio Stocco, sindacalista della UIL Veneto. Aveva 63 anni, è stato stroncato da una grave malattia, da qualche anno era diventato responsabile dell'Uniat, l'associazione che si occupa delle problematiche legate proprio alla casa. In regia ci sono oggi Alberto Pivetta, Andrea Basso, che ringrazio come sempre. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci qua, torniamo in diretta con la prima edizione di Antenna 3. Allora, è un'altra giornata in questo weekend da bollino nero per il traffico, un'altra giornata di spostamenti, di difficoltà sulle strade, senza dubbio. Si è un po' liberata la strada verso il mare, ma anche stamattina verso la montagna c'erano difficoltà, c'erano code, ci sono rallentamenti anche in entrata e uscita dalla Pedemontana all'altezza di Spresiano. Invece chiederei cortesemente alla regia di, vediamo se riesco a ingrandirla, ecco qua, mostrare la foto di uno dei veicoli incidentati alle 7:45 di questa mattina a Chioggia. C'è stato un incidente tra 3 auto con 5 feriti complessivi. I vigili del fuoco accorsi dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza i mezzi entrati in collisione all'altezza del restringimento, dove sono in corso dei lavori di manutenzione, estraendo 3 persone rimaste incastrate nelle auto. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale. La polizia ha deviato il traffico, operazioni di soccorso terminate circa dopo 2 ore con la rimozione dei veicoli. Vediamo di farvi vedere anche le altre fotografie. Eccolo qua, questo è lo scenario dei veicoli, lo vedete, coinvolti nell'incidente. Purtroppo anche lì dove ci sono cantieri molto frequenti d'estate bisognerebbe fare attenzione, osservare quelle che sono le indicazioni stradali, la segnaletica e naturalmente rallentare, senza naturalmente entrare poi nel merito di quello che, eccolo qua, è successo qui. Certo che lo vedete dalle condizioni dei mezzi, l'impatto è stato estremamente violento. 7:45 di questa mattina, abbiamo detto, all'altezza di Chioggia. E poi ieri sapete che si è sfiorata la strage in A4 invece nel tratto tra Meolo e Sandona di Piave. Ieri è stata davvero una giornata di passione, l'abbiamo percorsa e ripercorsa col nostro Christian Arboit. Ieri tra l'altro in questo maxi incidente in A4 sono stati 10 i mezzi coinvolti, 12 feriti, un bilancio davvero pesante per questo sabato pre-Ferragosto. È una brutta giornata oggi, c'è stato un incidente con 10 macchine qua fuori prima. Noi adesso siamo dei movieri, dobbiamo solo sistemare le macchine in modo che vadano dentro i caselli in base a come pagano, tutto qua. All'uscita di Noventa di Piave è stato il caos per buona parte della giornata, copione simile a nord-est in tutti i principali caselli della 4, a ridosso del litorale, dove al traffico da bollino nero dell'esodo ferragostano si è aggiunto un incidente che solo per miracolo non si è trasformato in strage. Una decina i mezzi coinvolti, 12 feriti, 2 quelli gravi. Il tamponamento tra Meolo e Sandonà ha portato alla chiusura del tratto verso Trieste per metà della mattinata, con uscita obbligatoria proprio a Meolo. Sul posto la mobilitazione di uomini e mezzi, con i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere 3 persone. I feriti, sia con ambulanza che elicottero, sono stati smistati tra Cafoncello di Treviso, All'Angelo di Mestre, Città del Piave e di Sandonà, con i soccorritori Polstrade e personale di Autostrade Alto Adriatico. Se l'emergenza è rientrata verso mezzogiorno, le ripercussioni no, e chissà se questa coppia trevigiana è già arrivata a destinazione in Croazia. Abbiamo già messo 2 ore per arrivare qua. Quindi da Treviso a Cessalto? Sì. 2 ore? 2 ore circa, sì. Perché poi siamo entrati da un'altra parte dove era Roncade, l'altra entrata, e c'era l'autostrada bloccata per un incidente. Non è tanto diverso dagli altri anni, comunque speravo meglio. Assaltati gli autogrill, questo quello di Cessalto, soste obbligate per sfuggire alla calura. I volontari sono entrati in azione distribuendo bottigliette d'acqua, alle pompe lo scenario di sempre con il carburante ben sopra i €2. Code si sono formate non solo in entrata ma anche in uscita dalle principali località balneari, con lo snodo di Bibione Lignano Latisana che resta un budello estate dopo estate. Un controesodo che comincia a essere un po' pesante, perché sia in ingresso da Bibione verso Venezia abbiamo fatto 7-8 km di coda
praticamente per arrivare al casello. 5 km in 2 ore. 35 km in 2 ore. E adesso vediamo andando in là come va a finire. Speriamo un po' meno, perché sennò quando arriviamo domani a casa. E poi c'è il nodo di sempre, quel tratto maledetto a 2 corsie che indigna e interroga. Sono anni che vengo in Croazia e anni, non so quanti, che ci sono questi lavori e non li finiscono, ma è possibile? Dai. Questo dunque il sabato nero, poi vi daremo conto anche nei telegiornali di questa sera della giornata invece di oggi di come sta andando, perché poi oltre al traffico si associa un caldo davvero opprimente con il suo M118 che segnala molte chiamate anche per malori purtroppo legati al caldo, quindi le raccomandazioni sono sempre le stesse, soprattutto per bambini e anziani, quello di non uscire nelle ore con il sole, con le temperature più intense, anche se facciamo fatica anche noi ormai a distinguere quali sono le ore con le temperature più intense, perché vediamo che a sera comunque ci sono 30 gradi, quindi la situazione è davvero faticosa. Attenzione sulle strade, perché naturalmente lo sappiamo anche con il traffico e anche con le alte temperature purtroppo che magari non aiutano la guida, bisogna fare ancora più attenzione. E sappiamo anche che proprio in tema di sicurezza stradale c'è il dibattito sull'uso degli autovelox non omologati, con il sindaco di Treviso Mario Conte, che non solo lui ma anche altri è stato denunciato addirittura, lo sapete, dall'associazione Altvelox per l'uso di questi strumenti. È arrivata in queste ore, è arrivato il sostegno e la solidarietà dell'Associazione Nazionale Familiari delle vittime della strada, che assicura appunto il suo sostegno in caso di procedimento giudiziario a carico del primo cittadino di Treviso. Manifestare la nostra vicinanza e il nostro impegno a difendere un obiettivo fondamentale, cioè noi dobbiamo cercare di prendere partito a favore della vita e quindi quelle misure che ci sono per il controllo, per difendere proprio come avevo detto il valore della vita, cioè vittime zero deve essere il nostro obiettivo, ecco noi dobbiamo sostenerle. Questione autovelox, solidarietà al sindaco di Treviso Mario Conte, denunciato assieme all'assessore De Checchi, al prefetto Sidoti e al comandante della polizia locale Gallo. A parlare è Giuseppa Cassaniti, presidente nazionale dell'associazione Familiari e Vittime della Strada. Dopo la perdita della figlia, a soli 17 anni, nel 97, si sta dedicando anima e corpo all'impegno per la prevenzione degli incidenti stradali e la giustizia per le vittime. Appreso della denuncia del sindaco, ha schierato l'associazione al suo fianco, mettendo a disposizione un proprio perito, il dottor Leopoldo Comparini, iscritto all'albo dei periti del Tribunale di Venezia. Questi autovelox, siccome non sono omologati ma sono tarati, cioè tutta questa questione, che è una questione che si deve chiarire e si deve risolvere la questione, cioè anziché dare un aiuto, cercano di creare delle contestazioni per rendere più difficile la vita di uno Stato, cioè per creare disordine. Invece noi siamo finalizzati a far sì che se c'è un problema, come per esempio il rapporto tra approvazione e omologazione, quello si può risolvere. L'associazione vuole collaborare con le istituzioni nell'interesse comune di fermare la strage sulle strade, che passa da tante azioni, anche quella degli autovelox, non per fare cassa ma per far osservare le norme. L'obiettivo della nostra associazione è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti, e se vediamo che questa finalità non è ben compresa, non è ben, cioè la prevenzione non è proprio come si dice, priorità dello Stato, per noi è una priorità fondamentale. E siccome noi abbiamo sedi in diverse città d'Italia, io ho lanciato questa sfida nell'associazione, che ritorniamo a considerare l'impegno nel nostro territorio e promuoviamo una spinta per il cambiamento dal basso, cioè dai territori nei quali operiamo. Eccoci qui, allora saluto e ringrazio l'ospite che mi ha raggiunto in studio in questa domenica 11 di agosto, quindi il grazie è doppio, Dimitri Coin, buongiorno, segretario provinciale della Lega di Treviso e parlamentare. Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le persone che si stanno ascoltando. Allora, questa diatriba sugli autovelox, Coin, poi che scoppia anche in giornate in cui vediamo cosa c'è sulle strade, purtroppo anche noi stiamo dando continuamente conto purtroppo di incidenti anche gravi, di notte, di giorno, non solo col traffico intenso, ma anche quando le strade sono libere, ahimè, fuoriuscite autonome, c'è un po' di tutto. Ecco, su questi autovelox non omologati i sindaci sono stati presi nel mirino e addirittura denunciati. Cosa
cosa ne pensa del caso Conte in particolare? Io penso comunque che c'è una contrapposizione tra quella che è la necessità comunque di fare prevenzione e di mettere delle regole ben precise sulla viabilità stradale rispetto a volte alla percezione che hanno i cittadini, perché molto spesso il cittadino ha la sensazione di venire anche vessato dalle multe che prende, specie quando queste multe magari sforano di poco il limite consentito e magari a fronte di una multa di poco meno di 30 euro, se si sfora di poco, se ne vanno a pagare 60, anche se questa è entro i 5 giorni, perché vengono messe addirittura le spese di lavorazione della multa, come se bisognasse pagare i vigili dopo che il cittadino già li paga con i propri soldi che versa come tasse, e poi magari se non riescono a inviarti la via PEC ci mettono altri 10-15 euro di spese di notifica. Quindi tutto questo poi va a ricadere anche sull'esasperazione rispetto a un utilizzo dell'autovelox, che comunque è regolare, perché se c'è un limite questo va rispettato, e quello che dovrà fare il governo, e immagino che anche il ministro Salvini abbia l'intenzione di prendersi in carico, è quello di equiparare gli autovelox autorizzati con quelli omologati, perché se c'è una regola va comunque rispettata. Sì, è un po' un assurdo questo, no? È un cavillo che sta... Sì, è un cavillo che però ha determinato la situazione nella quale ci troviamo, ma ripeto, una multa di 29 euro non può arrivare a superare i 50-60 euro, perché ci mettiamo dentro spese di notifica, spese di lavorazione e altre cose che il cittadino già paga quando paga le tasse, perché i vigili già sono pagati. Certamente. Allora, sull'home page di Treviso Today, giusto per darvi gli aggiornamenti appunto del traffico, c'è stato un nuovo incidente in A4, code e rallentamenti. Anche oggi purtroppo la situazione è simile a quella di ieri. Poco prima delle 10:30 un nuovo incidente stradale all'altezza dello svincolo di San Stino di Livenza con l'autostrada A28, code a tratti e traffico intenso anche all'altezza di Cessalto. Sulla situazione dell'A4, Coin, che è un tema naturalmente non solo locale ma anche nazionale, c'è stato ieri l'ennesimo grido d'allarme anche delle categorie, è una situazione complicatissima. Sì, è un'autostrada che comunque ha un traffico notevole. I lavori poi nei vari tratti autostradali sono quelli che determinano comunque restringimenti di carreggiate e quindi cambiamenti nel flusso, proprio nella velocità e nella viabilità del flusso stradale e autostradale, e tutti pensano che quando vanno in autostrada, andare in autostrada sia una corsa facile. In verità andare in autostrada, io la frequento spessissimo, e andare in autostrada è una corsa difficile, è una guida difficile, perché il traffico comunque è elevato, perché le velocità non sono quelle delle strade normali, perché gli spazi di arresto non sono quelli delle strade normali, perché ci sono persone che si spostano da una corsia all'altra senza tanti preavvisi, poi quando ti trovi in una corsia e magari chi arriva dietro vuole passare e ti spinge ad accelerare e magari a ridurre le distanze di sicurezza, rallentamenti improvvisi, e si generano gli incidenti che vediamo tutti i giorni. Andare in autostrada è una corsa difficile, una corsa molto più difficile rispetto alla corsa quotidiana di cui siamo abituati sulle strade normali, anche perché le velocità sono diverse, gli spazi di arresto sono diversi, e i lavori in questi casi assolutamente non aiutano. Bisogna avere massima prudenza, specie in questi giorni di ferie dove tantissime persone si riversano nelle autostrade, e bisogna avere la pazienza di mettersi là ed andare avanti con il treno dell'autostrada senza pensare, senza mettersi in testa che bisogna arrivare ad un determinato orario, perché i 5 minuti prima, i 5 minuti dopo, il quarto d'ora dopo non sono quelli che ci rovinano la giornata, mentre un incidente ci può cambiare la vita a noi e a molte altre persone. Di certo anche nella nostra provincia di Treviso e poi con la viabilità circostante ci sono molte situazioni critiche. Abbiamo visto il gran dibattito sulla Via del Mare adesso, che è di drammatica attualità d'estate purtroppo, la presentazione l'altro giorno della bretella di Cortellazzo, insomma qualcosa si sta cercando di fare. Certo che il trasporto su gomma è prevalente, ma poi abbiamo visto il caos treni, per forza è prevalente alla fine, certo. No? Abbiamo visto, è stata un'estate terrificante dal punto di vista dei trasporti ferroviari. Ma noi siamo in una situazione che anche a volte è paradossale, perché ad esempio adesso si sta aprendo un dibattito che secondo me ha anche poco senso rispetto alla Pedemontana. Guardiamo la Pedemontana come strada in sé. La Pedemontana è una strada che comunque ha alleggerito enormemente il traffico autostradale sulla 4 nel tratto in cui va a tagliare. È un tratto che comunque agevola di molto, accorciando il tragitto da Treviso a Vicenza piuttosto che nel Veronese. È costosa, è
è costosa, perché comunque è una strada che è costata tanto perché è stata fatta in trincea, ma è una strada che è assolutamente necessaria. Verranno trovate delle formule eventualmente per cercare, l'obiettivo sarà quello di trovare delle formule per cercare di contenere i costi dell'autostrada stessa, ma viva Dio ce ne fossero altre strade che comunque distribuiscono i picchi di traffico come sta facendo la Pedemontana in questa fase. Ecco, e con Pedemontana mi viene in mente l'IRAP, perché questo aumento annunciato dall'assessore al bilancio Calzavara l'altro giorno, in cui ha spiegato naturalmente che non è una tassa sulla Pedemontana, tra virgolette, non ha convinto più di tanto. C'è chi anche il giorno dopo, anche la stampa locale, ha di fatto titolato IRAP tassa pedemontana anche dopo le spiegazioni di Calzavara. Io direi, se è possibile, regia, di vedere il servizio sull'IRAP con i suoi contenuti. Sappiamo che dovrebbe essere presentato in questi giorni appunto il bilancio regionale contenente questo aggravio per le attività produttive, che non è stato preso certamente positivamente dalle categorie, e poi lo commentiamo. L'idea è di applicare rispetto ai 184.249 attività produttive un addizionale per 146.694 di queste allo 0,10 e alle restanti 37.555 lo 0,50. Per un gettito complessivo che dovrebbe aggirarsi sui 45-50 milioni di euro. Ha sintetizzato così l'assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara l'ipotesi di applicazione dell'addizionale IRAP contenuta nel bilancio, che sarà presentato la prossima settimana e che, oltre all'aperta contrarietà delle categorie economiche, ha provocato anche l'ennesimo strappo tra Lega e Forza Italia. Eppure l'impatto effettivo sarà contenuto, spiega Calzavara: 14 euro l'anno in più per un bar, 30 per un mini market. A una piccola e media impresa con 1 milione di fatturato l'aumento sarà di 88 euro. A una piccola e media impresa con un fatturato di 5 milioni di euro 438 euro. Questa è un po' annuali. Lo sforzo per compensare minori entrate e incamerare nuove risorse viene chiesto alle imprese, non ai cittadini. Non sarà introdotta alcuna addizionale IRPEF. Riteniamo che sia un contributo assolutamente sostenibile, che non va a mettere in difficoltà le aziende che magari stanno vivendo anche momenti difficili in questo periodo, ma che vede la Regione avere bisogno di risorse per riuscire a chiudere questo ulteriore bilancio, l'ultimo dell'era Zaia, 15 anni senza addizionale IRPEF, che ha fatto sì che il Veneto è la regione con la più bassa incidenza pro capite fiscale. 7 euro pro capite, quando in Lombardia sono 55, in Emilia Romagna 99, in Lazio addirittura 300. Nelle tasche dei veneti sono così rimasti 17 miliardi. Numeri che da soli per Calzavara bastano a respingere l'attacco del coordinatore regionale azzurro Flavio Tosi, che ha puntato il dito contro il contratto capestro per la Pedemontana veneta. Dispiace vedere figure anche di primo piano che rilasciano dichiarazioni che sinceramente non sono coerenti con il loro percorso di amministratore, visto cosa hanno fatto nel Comune di Verona in termini di addizionali. In questa contabilità la Pedemontana non c'entra. Costerà qualcosa in più, almeno per i primi anni, rispetto al piano economico finanziario presentato. Non sono cifre disastrose. Per riequilibrarle le strategie sono altre, non solo le attese di un maggiore utilizzo futuro dell'infrastruttura, ma soprattutto l'inserimento in una holding con le autostrade. Attraverso il maggiore gettito fiscale andranno invece finanziate partite definite importanti, tra cui le elezioni del 2025, le ATER e 2 opere stradali attese dal territorio, la Bretella, la strada del Santo, e quella di Cortellazzo. Allora, Coin, cosa ne pensa di questo annuncio ferragostano, questo blitz, qualcuno l'ha definito, della regione? Allora, io penso che intanto tutte le tasse siano comunque odiose, perché di tasse ne stiamo pagando tutti tantissime e quindi ogni aggiunta è comunque un qualcosa di fastidioso. Io mi ero fatto un conto così spannometrico su un numero di partite IVA, complessivo. Quelle che vengono invece interessate, sento ora dall'assessore, sono un numero più basso, ma l'incidenza, se è quella che dice appunto l'assessore, e anche dei conti miei siamo assolutamente in linea, è di 88 euro per partita IVA, cioè meno della metà della tassa della Camera di Commercio che paga una partita IVA di un singolo cittadino, non di una SRL. Quindi
Sì, le cifre sono modeste e a fronte del gettito complessivo che mi sembra sia di 1,8 miliardi di IRPEF, aggiungerne 40 o 50 milioni, mi sembra la cifra sia assolutamente modesta e serve assolutamente per andare a rimpinguare quello che è a mettere a posto, ad aggiustare quello che è il prossimo bilancio. Fermo restando quello che ho detto in premessa, che ogni tassa, anche i 10 euro in più, danno comunque fastidio. Certo. Però francamente stiamo parlando di importi che non giustificano tutta l'attenzione mediatica che si sta riversando, perché non sta arrivando dalle aziende l'attenzione mediatica, sta arrivando dalla politica. Sta arrivando da quella parte politica che dice: ma stai aumentando l'IRAP e non ci hai detto nulla. Ma non sta arrivando dalle aziende. E allora io penso che se arrivasse dalle aziende ci sarebbe un dibattito con le attività produttive per far capire effettivamente a cosa servono questi 88 euro in più di media che vengono richiesti, però si capisce che quando lo fa la politica è strumentale. Doveva essere condivisa? Probabilmente sì, perché la logica politica del dibattito politico doveva magari essere condivisa. È però un passaggio che è stato fatto in giunta, dove comunque in giunta è quasi, non dico monocolore, ma insomma è abbastanza ben schierata, è ben formata la Giunta. Quando andrà in Consiglio ci saranno i dibattiti che verranno fatti. Non vedo francamente tutto questo scandalo per un aumento di 88 euro, fermi restando che comunque anche i 10 euro danno fastidio. Di questi tempi, quindi senza quello dubbio. che voglio sottolineare è che è più un dibattito politico che un dibattito che è emerso in questi giorni, magari emergerà nei prossimi giorni, tra le associazioni di categoria delle singole attività produttive con la parte politica che amministra la regione, quindi allora, col Presidente. Confindustria si è fatta sentire anche in maniera abbastanza netta, e anche le associazioni degli artigiani. Chiaro è, lei il suo riferimento naturalmente a Flavio Tosi, nel senso sì, avete fatto tutto dentro al centrodestra. Ma il risalto mediatico sulla stampa è stato prevalentemente quello concentrato sul dibattito politico. Sì, sì. Non tanto d'altro canto Tosi è andato su dritto. Confindustria. Sì, ma qua si apre il dibattito per le prossime elezioni regionali, è tutta là la schermaglia. Chi sarà il prossimo presidente della Regione Veneto? Luca Zaia avrà il terzo mandato? Questi sono i veri quesiti. Flavio Tosi, che va a fare il presidente di Forza Italia a livello regionale, con ambizioni chiare ed esplicite per fare il prossimo presidente della regione. Farà il presidente della regione? Fratelli d'Italia avrà gli uomini, la forza e riuscirà a trovare l'accordo e la convergenza per mettere un proprio nome a presidenza della regione? Tutto questo è il dibattito politico da qui a probabilmente all'autunno prossimo, se si voterà in autunno prossimo, perché l'autunno prossimo è la scadenza naturale. Probabilmente si potrà scavallare ed andare con apposita norma anche nell'anno successivo, nel 2026, però io credo che alla fine si voterà nell'autunno prossimo, anche perché le regioni comunque votano sempre in momenti diversi rispetto alle normali elezioni che vengono portate avanti e che vengono celebrate sia amministrative piuttosto che politiche o europee. E comunque già 4, 5 mesi, 6 mesi in più sono stati dati all'epoca del Covid, quando si è passati da un'elezione che doveva essere in primavera a portarla in autunno, dall'autunno portarla alla primavera successiva vuol dire che di fatto su 10 anni ne fai 11, quindi la vedo francamente un'operazione poco probabile, possibile, perché in politica tutto è possibile, oggi diciamo una cosa e domani se ne verifica un'altra, però francamente poco probabile per questi motivi, perché alla fine su 2 mandati se ne farebbe uno in più e su quello che è il ragionamento rispetto al Presidente, insomma la partita è assolutamente aperta e interessante. Tra l'altro proprio l'IRAP servirà a finanziare le elezioni nel 2025, così ha detto Calzavara, quindi un'indicazione insomma l'ha già data. Senta, però qua in tutto questo è entrata a gamba tesa l'inchiesta di Venezia, naturalmente, sì. No? Con i cittadini che continuano con i loro presidi a chiedere le dimissioni del sindaco Brugnaro, un'amministrazione necessariamente in difficoltà dopo quello che è successo con l'arresto di un assessore, volente o nolente, insomma abbiamo visto anche il sindaco Brugnaro commosso, fortemente colpito da tutta questa vicenda. Dibattito di oggi, ennesimo, perché non è la prima volta che viene lanciata sui quotidiani, vediamolo qua, Brugnaro, chi sarà il prossimo sindaco di Venezia? Perché Brugnaro, diciamo che comunque con quel che è successo a livello politico si è giocato molto la carriera, al di là appunto che ha fatto i 2 mandati. Zaia martella, ipotesi duello.
Questo Zaia, sindaco di Venezia, che torna in maniera ricorrente, la vede un'ipotesi probabile questa? Allora, io credo che Luca Zaia possa fare qualsiasi cosa, nel senso che può andare a fare il ministro, può andare a fare il sindaco di Venezia, se gli danno l'ulteriore mandato stravincerà le elezioni del Veneto, per cui tutto è possibile, come dicevo prima in politica. Ipotesi duello, può essere un'ipotesi suggestiva, cioè la visibilità che ha un comune come quello di Venezia, una città come quella di Venezia nel mondo è una visibilità totale, pari a quella dei sindaci di New York, Londra, Parigi, quindi io ho sempre pensato che il combinato disposto tra una guida di un certo colore politico, io pensavo alla nostra chiaramente, della regione con un sindaco di Venezia avrebbe messo assieme nello stesso partito la capacità di legiferare, quindi legislativa che ha la regione, con la mediaticità e l'immagine globale che porta il sindaco di Venezia. Sarebbe stato altro che uno Stato veneto, di più ancora. Immagine globale, ma anche tutta una serie di problematiche, l'abbiamo visto con Venezia dalle carte dell'inchiesta. È una città assolutamente particolare, perché non dimentichiamoci, prima il Mose, poi è arrivato quello che era successo con Orsoni stesso, ora indagini sull'attuale amministrazione, per cui al cambiare del colore politico delle amministrazioni l'unicità di Venezia anche da questo punto di vista non cambia. È una città di mare, un porto, ha 1000 interessi economici globali, mondiali, perché Venezia è unica al mondo, non dimentichiamocelo, e quindi gli interessi sono tanti e si rischia con cose come quelle che stiamo vivendo e vedendo ora, senza che magari a volte ci siano delle responsabilità o della consapevolezza nelle responsabilità da parte degli amministratori che abbiano determinato a monte un dolo rispetto a tutto quello che è avvenuto. Magari si sono trovati più per errore o per imperizia, alcuni magari per dolo, con la consapevolezza che sia, però le indagini devono andare avanti e chi ha sbagliato deve pagare, punto. A lei piacerebbe Zaia sindaco di Venezia? È suggestiva come ipotesi, assolutamente. Ha da chiedere a lui se gli piacerebbe l'ipotesi di fare il sindaco a Venezia. Dopodiché non dimentichiamoci che comunque noi immaginiamo Venezia per la città che è, ma il grosso degli elettori di Venezia sono su Mestre, su Marghera, sono nella terraferma. Vabbè, è un mondo, assolutamente, senza dubbio, complesso e articolato. Nel frattempo c'è da rimpiazzare Elena Donazzan in giunta regionale e anche questa notizia di queste ore è che sarebbe stata raggiunta l'intesa proprio tra Zaia e la Premier Meloni sulla scelta della giovane sindaca di Portoviro, Valeria Mantovan. Andiamo a sentire il servizio, perché qui all'interno di Fratelli d'Italia c'è un po' di discussione, e poi commentiamo. La polesana Valeria Mantovan, nuova assessora regionale all'istruzione e al lavoro, il veneziano Lucas Pavanetto, capogruppo di Fratelli d'Italia. Nel totonomine, dopo l'elezione all'Europarlamento di Elena Donazzan e Daniele Polato, l'accordo tra il presidente della regione Zaia e la premier Meloni sarebbe stato raggiunto. Decisivo un incontro nella capitale che avrebbe sbloccato l'impasse delle ultime settimane. Nulla ancora di ufficiale. Zaia aveva detto che per Ferragosto si sarebbe sciolta la riserva. Martedì è in programma la prossima riunione di giunta che forse potrebbe vedere la nomina della sindaca di Portoviro, ma siamo nel campo delle ipotesi. La diretta interessata dice di non sapere ancora nulla e che ogni commento al momento è prematuro. Di ipotesi fantasiose parla Lucas Pavanetto. Sono ricostruzioni, secondo me, che possono avere anche una logica all'interno dei partiti, però in questo momento quello che leggo per me è pura fantasia, nel senso che la Premier Meloni insieme al Presidente Zaia decideranno il nome del nuovo assessore che sostituirà Elena Donazzan, volata in Europa, e solo loro due decideranno questo. Naturalmente sentito il coordinatore regionale del Veneto, che è il senatore Luca De Carlo, e quindi noi aspettiamo questa nomina che dovrebbe arrivare la prossima settimana. E sulla questione del capogruppo, Pavanetto tiene a precisare che non si tratta di nomina. Il capogruppo è eletto tra i consiglieri regionali, quindi all'interno del gruppo consiliare, quindi anche per rispetto di questi non è una nomina ma è un'elezione interna che può avere sicuramente delle logiche di equilibri e quant'altro, però dall'altra parte, ripeto, spetta ai consiglieri regionali. Ecco, questa è la situazione in regione, come la vede Coin?
Beh, la vedo che anche in Fratelli d'Italia c'è un dibattito acceso, perché quando dibattiamo noi sembra che litighiamo per l'attenzione mediatica che ci riservate tante volte, e vedo che insomma anche in casa degli altri alla fine si sgomita per un ruolo che è comunque importante, e come tutti i ruoli devono essere occupati da persone con competenza, voglia di lavorare e integrità, perché queste sono le 3 caratteristiche che io ritengo siano fondamentali per ricoprire qualsiasi ruolo. Senta, ma mi dica come sono i rapporti con Fratelli d'Italia anche qua in provincia di Treviso? No, qua in provincia di Treviso i rapporti con Fratelli d'Italia sono buoni, perché comunque i rapporti anche tra segretari provinciali sono buoni. Noi ragioniamo sempre in maniera assolutamente trasparente, dove riusciamo a trovare un accordo lo troviamo, e dove non si riesce ognuno va per la propria strada, ma comunque proprio i rapporti anche personali sono improntati sulla trasparenza e sulla lealtà reciproca, per cui fino ad ora posso dire che sia con Forza Italia che con Fratelli d'Italia i rapporti a livello provinciale, di segreteria provinciale, sono ottimali. Certo che sul territorio è stato faticoso trovare la quadra per le amministrative, no? Ormai sono passate qualche settimana. In alcuni comuni è stato facilissimo, in altri è stato un po' più complicato, ma perché alla fine poi si mettevano nella discussione anche delle situazioni interpersonali tra le persone appartenenti a quel comune, che dovevano comunque candidarsi. Se Tizio e Caio non vanno d'accordo e fanno parte a partiti differenti, è inutile che ci sia una forzatura da parte delle segreterie provinciali. Saranno i cittadini a decidere in base all'offerta che dal territorio arriverà. Se invece sono situazioni che si possono smussare, opereremo e abbiamo operato per cercare di mettere d'accordo un po' tutti. Non si è riusciti in diversi comuni, ma insomma in molti altri sì. Senta, dove è stata, tra virgolette, colpa della Lega? Sta mettendo a posto i tasselli, mi viene in mente Vittorio Veneto. Ma Vittorio Veneto è stata una situazione assolutamente particolare, perché Vittorio Veneto, Tony D'Arè, è una figura comunque che pesava tantissimo a livello, che pesa tantissimo tuttora, perché le relazioni che comunque ha con molti sindaci a livello personale, quindi extra politico, sono relazioni che possono andare a influenzare ancora delle dinamiche interne alla Lega. Però non è stata una questione che è stata decisa o guidata dalla segreteria provinciale, segreteria regionale e segreteria federale deciso per l'allontanamento di Tony a 2 mesi dal voto, e quindi poi si è fatto di necessità virtù, si è tentato di mettere in piedi una squadra per portare a casa il massimo risultato. Non ci siamo riusciti, ma d'altra parte se il centrodestra si spacca a Vittorio Veneto, che rappresenta comunque la città politicamente più importante, perché è la città della Resistenza, ha una valenza storico-politica davvero importante, dove la sinistra comunque ha uno zoccolo duro molto, molto forte, e se spacchi il centrodestra è inevitabile che vada a finire in questo modo. Poco importa a chi va dal ballottaggio, perché il risultato era abbastanza segnato nel momento in cui c'è stata questa spaccatura. Certamente. Allora, dobbiamo andare in pubblicità qualche minuto, torniamo tra poco per parlare sia della Giunta di Treviso che poi dell'autonomia, naturalmente. Volentieri. Eccoci qua di nuovo in diretta con Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, perché i temi sono tantissimi. Allora, una domanda mi viene da farle sulla Giunta di Treviso, perché abbiamo visto Mario Conte che ha dovuto un po' metterci una pezza dopo le critiche dei commercianti all'assessora Vettoretti, che è di Fratelli d'Italia. Lì sembra essersi ricomposta la questione, ma si sta un po' sul chi va là. Beh, io la vedo un po' da fuori, ma comunque sì, dinamiche politico-amministrative vivaci, come ci sono sempre state, perché se penso anche alle amministrazioni passate, alla Giunta Manildo, ad altre, insomma il rapporto anche con i commercianti del centro è sempre un rapporto molto delicato, perché comunque le città stanno vivendo momenti di difficoltà, il commercio all'interno delle città sta vivendo comunque momenti di difficoltà. Mario Conte e la sua Giunta stanno facendo il massimo, magari mi sento di dire, rispetto a quello che magari anche leggo sui giornali senza essere mai entrato nel merito, che alla base di tutto deve esserci sempre un confronto costante e continuo. La politica deve ascoltare i cittadini, deve ascoltare i portatori di interesse, deve ascoltare le famiglie, deve ascoltare chi è in difficoltà,
e impegnarsi sempre a trovare la soluzione, perché il motivo per il quale la gente non va più a votare è perché ha la percezione che la politica non sia più attenta agli interessi dei cittadini. Non ci sono altre cose. La ricetta è semplice: la politica deve ritornare ad avere quel ruolo di attenzione verso i cittadini, di stare in mezzo alla gente e di provare a risolverlo e di dire a volte, quando non ci riesce, anche con assoluta semplicità: non ci sono riuscito, ma continuerò a tenere a cuore il problema e ad andare avanti nel tentare di risolverlo. Quando un cittadino vota un sindaco, chiunque sia e di che colore sia, ma in particolare quando vota un sindaco della Lega, si aspetta che quel sindaco della Lega o quel politico della Lega, di fronte a una situazione di difficoltà tra il cittadino e l'amministrazione pubblica, quel sindaco prenda le parti del cittadino e non dell'amministrazione pubblica. E questo è quello che la politica deve tornare a fare, perché siamo dentro una macchina burocratica, un apparato burocratico amministrativo, con i dirigenti che hanno sempre più potere e non sono eletti da nessuno, con abusi d'ufficio che adesso abbiamo visto che fortunatamente si sta andando oltre, che mettono nella condizione il sindaco, i cittadini, gli amministratori, i politici di poter incidere sempre di meno, ma quello che devono fare è ritornare ad avere quel ruolo di massima attenzione rispetto ai cittadini. C'è un problema che riguarda cittadini e amministrazione pubblica, dobbiamo metterci dalla parte dei cittadini, perché la macchina burocratica amministrativa non è quella che noi dobbiamo difendere. Noi dobbiamo difendere i cittadini e le difficoltà, e affrontare le difficoltà che loro hanno nel quotidiano, anche quelle più banali. Senta, naturalmente l'autonomia, l'estate un po' di autonomia, sì, e di presentazione di questa riforma anche ai cittadini, come sta andando? E poi ci sono queste firme per il referendum, vi preoccupa? No, è anche stimolante e stuzzicante questo aspetto delle firme per il referendum. Il percorso sull'autonomia è un percorso che è partito da distante, che è partito, devo dire ed essere sincero, da una raccolta firme che fanno i movimenti indipendentisti, in particolare Indipendenza Veneta, per il raccolta di firme per portare un referendum sull'indipendenza del Veneto. La Regione poi ha preso in mano questa situazione, è stato deciso che il referendum che poteva essere celebrato era quello sull'autonomia. Tutti questi movimenti indipendentisti hanno comunque incanalato le proprie energie rispetto a questo referendum sull'autonomia e il percorso che si sta portando avanti. È stata fatta finalmente la legge sull'autonomia e ora si sta andando a spiegare ai cittadini. Ci sono delle materie che possono essere chieste subito, altre che determineranno dei tempi un po' più lunghi, perché si andrà verso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma si sta assolutamente andando avanti. Per quanto riguarda la raccolta firme del referendum, dico che è una cosa abbastanza stuzzicante, perché intanto voglio vedere se effettivamente viene dichiarato ammissibile, perché comunque è un collegato alla finanziaria e storicamente i collegati alla finanziaria non sono mai stati oggetto di referendum. Però poi radicalizzerà le posizioni, perché creerà le tifoserie tra chi è a favore dell'autonomia e chi è contro l'autonomia, e questo aprirà uno spazio enorme, in particolare in Veneto e nel nord-est, per tutti quei movimenti indipendentisti. Il vero spacca Italia, come dissi quasi un mese fa qui in questa trasmissione, è il referendum, non è la legge sull'autonomia, è il referendum. Poi questo concetto è stato ripreso da Zaia, è stato ripreso da molti altri, perché questa è la verità. Lo spacca Italia sarà il referendum. Se dovesse essere approvato e passare l'abrogazione della legge sull'autonomia, io sono convinto che tutti quelli che sono i movimenti indipendentisti in Veneto ritroveranno forza, perché quando si parla adesso di addizionale, rispetto all'IRAP, e si parla di un addizionale di 40-50 milioni di euro, e Luca Zaia, il presidente Zaia, dice giustamente, e l'ho sentito i giorni scorsi, mi sembra che parlasse di 16 miliardi che non sono stati prelevati dai cittadini, dalle tasche dei cittadini con l'addizionale IRPEF. 18 miliardi è la media negli ultimi 25 anni del residuo fiscale che il Veneto ha lasciato allo Stato italiano. Dal 96 al 2001 il residuo fiscale è di oltre 460 miliardi di euro. Quindi il Veneto già le versa le sue tasse. E questo sarà un fronte che, se dovesse passare quel tipo di ragionamento, quel tipo di referendum abrogativo, troverà uno slancio e una spinta fortissima in Veneto per primo.
perché i movimenti indipendentisti oggi ci sono. Abbiamo visto anche quel rigurgito di indipendentismo in Catalogna con Puigdemont che va a fare il comizio e che poi si dà alla macchia, con evidentemente, da quello che sembra, insomma, da quello che si dice, un supporto da parte anche di tutto un substrato facente parte probabilmente anche delle forze dell'ordine che comunque la pensano evidentemente come lui, di protezione che l'ha fatto scappare. Quindi stiamo a vedere, non se ne parla, ma non vuol dire che non ci sia. Certo. Cioè, se non si parla di indipendentismo in Veneto, non vuol dire che non ci sia. Vuol dire che in questo momento ha incanalato le proprie energie verso una riforma autonomistica, che sarà una riforma che comunque metterà tutti gli amministratori davanti alle proprie responsabilità, e chi è capace di amministrare lo vedremo ancora. Noi siamo sicuri e abbiamo dato dimostrazione ampia che siamo capaci di amministrare. Devono darlo anche gli altri. Ci tolgono questa legge? Beh, faremo altri ragionamenti. Grazie a Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, per essere stato con noi. Allora, io chiederei cortesemente alla regia di mandare in onda il contributo che ci arriva da Belluno, perché domani sarà una giornata con un'importante inaugurazione all'ospedale San Martino. La direzione generale presenterà la nuova risonanza magnetica che implementa le dotazioni strumentali del lab del capoluogo, poi parleremo di donazioni del sangue. Con il commissario dell'ULSS 1 Dolomiti, Giuseppe Dalben, oggi vi anticipiamo una chicca, e cioè l'inaugurazione domani della nuova risonanza magnetica al San Martino di Belluno, e con questo, dottor Dalben, possiamo dire che la campagna investimenti nel settore della strumentazione, nel settore strumentale dell'azienda sanitaria procede a passi da gigante. Beh, assolutamente sì. L'obiettivo regionale e quindi anche aziendale è quello di dotare i nostri ospedali della massima tecnologia possibile in tutte quante le aree di intervento, in particolare appunto nell'area della radiodiagnostica. Lunedì inaugureremo questa risonanza magnetica, ma la risonanza magnetica è solo una delle ultime attrezzature che abbiamo appunto acquistato. Sono 7 milioni di euro quello che stiamo impegnando nelle attrezzature, che prevedono appunto TAC, risonanze, ecografi e così via, e sono attrezzature che vengono acquistate con un finanziamento del PNRR, ma anche con un confinanziamento regionale, no? Quindi veramente importante questo sviluppo di tecnologia che stiamo attuando nell'ULSS 1 Dolomiti, che riguarda un po' tutti gli ospedali, perché c'è sì la risonanza nuova in quel di Belluno, ma ricordiamo che abbiamo per esempio a Pieve di Cadore 2 nuovi telecomandati che stiamo installando, per dire come sia il grande ospedale che il piccolo ospedale hanno la stessa attenzione. Ecco, l'attenzione che voi state riservando, dottor Dalben, anche a chi risiede nelle terre alte, questo grazie allo sviluppo della telemedicina che sta portando anche significativi, importanti risultati. Ma è assolutamente fondamentale l'utilizzo della tecnologia, in particolare appunto della telemedicina, che ricordiamo vuol dire televisita, vuol dire teleconsulto, vuol dire telecontrollo. Sono 3 gli ambiti in cui si attua appunto questa attività di telemedicina. È un'attività che stiamo sviluppando gradualmente, perché richiede l'aiuto un po' di tutti i professionisti sanitari interessati, dal personale infermieristico ma soprattutto dal personale medico. Direi che sta riscuotendo veramente un ruolo importante in quest'ambito il progetto che stiamo sviluppando di telemedicina nell'ambito delle case di riposo. Abbiamo, come dire, prospettato alle case di riposo la possibilità di un collegamento con le nostre geriatrie per appunto rilievo di parametri vitali, per rilievo appunto di particolari condizioni, e al fine appunto di evitare che l'anziano, ancorché ricoverato nella casa di riposo, venga in un pronto soccorso e quindi perda tempo. Sì, non va bene in sostanza. Ecco, quindi l'utilizzo di questa tecnologia ci sta veramente dando, di questa progettualità ci sta veramente dando dei risultati importanti. È interessato l'Alpago, è interessata Cortina, Auronzo, Santo Stefano. Stiamo sviluppando la cosa anche nell'ambito dell'Agordino, e quindi via via vogliamo raggiungere un po' tutte le 28 case di riposo, naturalmente se sono disponibili appunto a farlo.
Il grande cruccio resta, però anche su questo vi state lavorando riguardo la carenza di medici. Sono diversi bandi di concorso che voi avete pubblicato per la ricerca di professionalità che, vogliamo dirlo, deve essere come dire, consapevole del fatto che l'azienda sanitaria di montagna, quella moderna che noi possiamo vedere oggi, è certamente un'occasione da non lasciarsi scappare, neppure per i neolaureati ma neanche per i professionisti. Ma assolutamente sì, il tema della carenza di medici è un tema conosciuto purtroppo a livello nazionale, a livello regionale e naturalmente ne facciamo le spese anche noi a livello locale. Cerchiamo di superare un po' queste difficoltà con accordi con aziende con Termini vicine, in particolare Padova, e questa collaborazione è importante, sta continuando, si sta sviluppando in tante aree e per adesso è l'unica soluzione possibile. Ecco, dobbiamo essere un po' consapevoli come comunità di questo problema, perché non è che noi ci divertiamo a non assumere medici, anzi facciamo ogni giorno bandi, mettiamo a disposizione risorse economiche, ma poi bisogna trovare il professionista. Grazie dunque a Tiziana Bolognani per questo approfondimento. Allora io ringrazio per la pazienza il presidente provinciale dell'Avis, Stefano Pontello. Buongiorno Presidente, buona domenica anche a lei. Non la sentiamo, vediamo se riusciamo a ripristinare l'audio. Forse al microfono. La tecnologia. Eccolo là, buongiorno, eccoci. Ben trovato. Per lanciare un appello, Presidente, ribadire quello che avete detto nei giorni scorsi, perché c'è il rischio che le persone vadano in vacanza senza donare e poi abbiamo visto che raffica di incidenti stradali magari c'è o tante problematiche che necessitano, no, di avere a disposizione il sangue. Poi sappiamo che la Marca spesso e volentieri aiuta anche altre regioni. Sì, diciamo che la questione verte sempre sul concetto dell'autosufficienza. Va da sé che praticamente, visto che il sangue è un farmaco salvavita, che però ha una durata molto limitata, per dire le piastrine devono essere utilizzate entro 5-6 giorni. Quindi è un dono, un farmaco che va sempre rinnovato. Ovviamente in questi periodi in cui giustamente le persone si dedicano un periodo di ferie, non vorremmo trovarci poi in difficoltà. Per cui l'appello ci sta tutto, poi come dire, la difficoltà può essere anche legata a un incidente stradale, abbiamo visto in questi giorni con l'inizio delle ferie che ci sono stati degli incidenti e la richiesta di sangue. Anche in questi giorni abbiamo ricevuto dal Centro Trasfusionale di Treviso una richiesta particolare per determinati gruppi, appunto in funzione di questo. Ecco, voi tra l'altro avete proprio specificato questo, no, nell'appello ai donatori. Fate caso se appartenete al gruppo, no, ai gruppi di cui c'è maggiore necessità, e poi avete messo in campo anche una app che rende più facile prenotare la donazione. Sì. La maggior necessità è data proprio dalla composizione dei nostri cittadini, nel senso che ci sono dei gruppi prevalenti, perché ovviamente i gruppi maggiori sono l'A, lo 0, e quindi sono quelli che in caso di necessità vengono a mancare per primi. Proprio per facilitare e agevolare al massimo la messa a disposizione appunto del proprio dono da parte dei nostri associati, abbiamo messo in campo questa app che praticamente per ora è attiva per i CT di Treviso Oderzo e Castelfranco e Montebelluna. A settembre diventerà operativa anche per i CT di Conegliano e Vittorio Veneto, e quindi tutti i donatori avranno la possibilità in autonomia di poter prenotare la propria donazione per tipologia e anche per orario a loro confacenti. Il lavoro non finisce qui, perché poi l'ufficio di chiamata andrà ad integrare quelli che saranno gli spazi che rimarranno liberi. Ecco, quindi c'è un'attività in cui chiediamo la collaborazione da parte dei donatori nell'ottica di agevolare anche per loro la prenotazione. Presidente, avevate lanciato nei mesi scorsi anche un nuovo appello ai ragazzi più giovani. Sta funzionando? Ha funzionato? Vedete un po' un ritorno alle vostre associazioni di giovani donatori? Allora, abbiamo praticamente più di un programma riferito ai giovani. Prima di tutto è quello appunto che prevede col progetto comunicazione, cerchiamo di intercettare appunto i giovani che vogliono diventare donatori di sangue
proponendo loro l'iscrizione. Il progetto sta proseguendo bene, ha più o meno gli stessi risultati, diciamo, dello scorso anno, e ci sono già delle nuove iscrizioni, diciamo, derivanti appunto da questo progetto. Poi abbiamo anche un ulteriore progetto, il progetto Rinnovi, che praticamente tende proprio a stimolare, a far emergere quella che può essere una disponibilità da parte dei nostri giovani a partecipare anche ai nostri consigli direttivi, ad impegnarsi un po' oltre a quello che è la semplice donazione, perché anche le associazioni hanno necessità di essere rinnovate nelle persone, e il prossimo anno sarà appunto la scadenza, diciamo, del rinnovo dei nostri consigli direttivi. Certo, quindi ci sono tanti modi per impegnarsi. Allora, Presidente, ribadiamo l'appello e diciamo questo periodo magari più critico che dovete scavallare, fino a quando lei prevede che durerà? Fino a fine mese? Beh, guardi, normalmente gli effetti di una donazione si vedono praticamente circa 15 giorni dopo, nel senso che la sacca che io oggi vado a donare potrà entrare nel circolo della disponibilità, diciamo, per quanto riguarda l'ULSS circa 15 giorni dopo, quindi diciamo che fino a metà settembre saremo in queste condizioni, non dico di emergenza, ma di attenzione particolare per quanto riguarda appunto la disponibilità. Allora ricordiamo ai donatori o anche a chi si vuole avvicinare all'associazione cosa deve fare. Chi si vuole avvicinare all'associazione può chiamare il 40 50 77, che è praticamente il numero di ALIS provinciale, ma può più semplicemente rivolgersi al presidente del proprio comunale. Ricordo che in provincia di Treviso ci sono 90 comunali, quindi uno in ogni comune praticamente. Si può rivolgere a loro. Anche stamattina c'erano 5 sedi di raccolta aperte, come ne saranno altre 5 la prossimo fine settimana, dove ci possono appunto rivolgere per dare la propria disponibilità, fare la loro prima l'esame, diciamo, per l'idoneità. E quindi sul sito di ALIS provinciale Treviso c'è l'elenco completo delle aperture, orari e quant'altro. Benissimo, allora Presidente grazie, buon lavoro e speriamo che anche attraverso i nostri canali, i nostri mezzi sia arrivato questo appello a destinazione. Grazie a voi per la disponibilità. Grazie Presidente Pontello. Allora, 2 notizie veloci prima di chiudere sui siti. Una purtroppo fa venire i brividi con quello che abbiamo vissuto a Marcon qualche settimana fa. Va a prelevare e lascia la figlia di 3 anni in auto, lei si chiude dentro, salvata dai pompieri perché purtroppo con queste altissime temperature il rischio è sempre in agguato. È accaduto a Portogruaro, siamo nel tardo pomeriggio di ieri, la piccola fortunatamente si è ripresa ma aveva già cominciato ad avvertire forti disagi per le temperature che si erano sviluppate in auto. Sono intervenuti, l'avete visto, i vigili del fuoco per risolvere questa emergenza. E ancora velocemente vediamo Valdobbiadene, lo trovano morto nell'abitacolo del furgone. Altra notizia che riferisce la Tribuna di Treviso, dramma nel centro di Bigolino, a dare l'allarme alcuni passanti, forse stroncato da un malore, non è da escludere legato al caldo purtroppo di queste ore. Allora, grazie ad Alberto Pivetta e al nostro Andrea Basso per la regia di oggi. Noi come sempre torniamo per i telegiornali. Vi ricordo, dopo di noi come sempre il cinema, il film City of Ghost. Restate sui nostri canali. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.